Il momento dei 3 anni per questa settima corsa che vede ritirata Ginevra Dali. Sono quindi in 10 1 Givoleva Brid, 2 Gianni Spritz, 3 Geskamp, 4 Galaxy OP, 5 Jessica De Gleris, 6 Gladik Doctor in seconda linea, 7 Goganga Fi, 8 Greta Garbo Treb, 9 Grace FD Spring, 10 Gabarit. Favori piuttosto netti in chiusura per Givoleva Brid, numero 1 Matteo Zaccherini in sediolo. Vediamo le fasi di lancio con tentativo di Jessica De Gleris di assumere l'iniziativa. Jessica in breve va a condurre nei confronti di Galaxy OP. Jessica in vantaggio, all'esterno invece c'è Gladic Doctor, più indietro Givoleva Brid. Dopo 300 metri di gara. Numero 1 Givoleva Brid squalificato, numero 6 Gladic Doctor squalificato. Come anche Gladic Doctor, 400 iniziali in 29,5, avanza ora in terza corsia Gianni Spritz. Un po' di caos per le rotture, vedete il numero 1 Givoleva Brid che galoppa all'interno della numero pista. 4 Galaxy OP e comunque davanti è sempre Jessica De Gleris, all'esterno si avventura Gianni Spritz, 3 più indietro seguono gli altri capeggiati da Goganga Fi. Tanto gli 800 in 59,6, quindi andatura piuttosto sollecita. Il vantaggio è sempre Jessica davanti a Gianni Spritz all'esterno, alla corda c'è Gabarit che è riuscito a sistemarsi bene in seconda posizione, poi Goganga Fi, 500 alla conclusione dopo 1 chilometro in 1,20,5, ha decisamente tirato i remi in barca in questo parziale, 17,1 dice il cronometro ufficiale. E vediamo ora sull'ultima curva l'allungo deciso però di Jessica, ma Gianni Spritz insiste, viene via in terza ruota intanto Goganga Fi. Completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo. Si presenta ancora in vantaggio Jessica De Gleris. A centropista però lo scatto di Goganga Fi che non lascia scampo ai rivali. Viene a vincere netto Goganga Fi. Per il secondo emerge il numero 10 Gabarit, mentre per il terzo forse è Geskamp che riesce a spuntarla. 1,16 con 38 a chiudere. Ragguaglio finale per Goganga Fi che Andrea Sessa porta a una vittoria a buona quota, scattando ai 400 finali ed emergendo di una ventina di metri sui rivali. Il successo quindi per l'allievo di Gennaro Casillo per conto della signora Elena Rossi con in sediolo Andrea Sessa.